Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera, mettendo i tifosi azzurri in massimo allarme. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato Napoli, portando informazioni caldissime. Direttamente dai retroscena, con quel tocco esclusivo che trovi solo qui. Come sempre, la nostra missione è tenerti informato su tutto ciò che potrebbe influenzare il futuro del club. Quindi lascia subito un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché questa novità promette di far discutere parecchio. Il Napoli guarda al futuro, ma allo stesso tempo si scontra con ostacoli che potrebbero rendere la prossima finestra di mercato più complicata del previsto. Con l'avvicinarsi della Coppa d'Africa, la squadra perderà uno dei pilastri del centrocampo, André Frank Zambo Anguissa. Per Antonio Conte, sostituire questo profilo è assoluta priorità. Forza fisica, intensità, esperienza internazionale e capacità di reggere la pressione nelle grandi partite. Queste sono le caratteristiche che definiscono l'obiettivo ideale. Ed è proprio per questo che un nome ha iniziato a circolare con forza nei corridoi, Sergej Milinković-Savić. Il serbo, che ha brillato per anni con la Lazio, attualmente milita nell'Al Hilal, in Arabia Saudita. Il suo profilo tecnico e fisico si adatta perfettamente al sistema di Conte, e il suo arrivo sarebbe considerato un'aggiunta in grado di cambiare l'equilibrio tattico del Napoli. Inoltre, c'è un dettaglio curioso che alimenta la voce: Sergej è cugino del portiere Vanja Milinković-Savić, arrivato proprio quest'anno. Parentela dietro le quinte? Si sa, quando c'è una connessione familiare, i rumors si amplificano. Tuttavia, proprio quando i tifosi iniziavano a sognare, è arrivato il freno. Lo specialista di mercato Nicolò Schira ha riportato un aggiornamento importante. L'Al Hilal ha avviato i negoziati per rinnovare il contratto di Milinković-Savić, in scadenza a giugno. E non si tratta di un rinnovo qualunque. Il club saudita ha offerto una scadenza fino al 2028 con uno stipendio astronomico, di quelli che le società europee difficilmente possono pareggiare. Una mossa che getta acqua fredda sulle ambizioni del Napoli, che dovrebbe convincere non solo il giocatore, ma anche un club ricchissimo. Lo scenario ora è delicato. Se il Napoli vuole davvero portare avanti questa operazione, dovrà decidere in fretta e con coraggio. Conte, noto per la sua insistenza sui propri obiettivi, potrebbe spingere la dirigenza. Il vuoto lasciato da Anguissa non può essere sottovalutato, specialmente considerando le molte competizioni in corso: Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Senza una sostituzione, il centrocampo rischia il collasso. Dall'altra parte, Milinković-Savić, a 29 anni, deve prendere una decisione pesante: rimanere protagonista in un progetto saudita miliardario o tornare nel calcio europeo per lottare per trofei di primo livello. Sa che la sua esperienza si integrerebbe con perfezione nel sistema di Conte, ma non ignora la stabilità economica e lo status di stella che possiede all'Al Hilal. Mentre la telenovela prosegue, il tifoso napoletano osserva con aspettativa e un pizzico di ansia. Milinković-Savić sarebbe senza dubbio un innesto impattante, capace di alzare immediatamente lo standard tecnico del centrocampo. Ma con l'Al Hilal che accelera per blindarlo, il sogno rischia di svanire. E ora, tifoso azzurro, vogliamo sentire la tua voce. Vale la pena insistere su Milinković-Savić? Pagheresti un prezzo alto per un sostituto immediato di Anguissa? Il fattore familiare può fare davvero la differenza? Scrivi tutto qui sotto, la tua opinione conta tantissimo in questa discussione. E ovviamente, se vuoi continuare a ricevere notizie calde, esclusive e piene di retroscena, rafforza il canale con un super thanks potente. Forza Napoli sempre!